Buongiorno, ben ritrovati alla prima edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura i risultati dell'autopsia effettuata sull'insegnante Teresa Spanò, uccisa a Palermo la notte tra l'1 e il 2 gennaio scorso dalla figlia di 17 anni. Dall'esame autoptico sono emersi segni di strangolamento e soffocamento sul collo, ma non è ancora chiaro se la vittima sia in realtà deceduta per questo. Gli esami tossicologici stabiliranno se la donna avesse ingerito invece dei farmaci e se questi l'avessero già stordita tanto da permettere alla figlia di ucciderla. Trovati ampi e dei piccoli tagli, l'udienza per la convalida del fermo della 17enne si dovrebbe celebrare oggi. E rimaniamo a Palermo, dove in corso Calatafimi, poco prima dell'incrocio con Viale Regione Siciliana, si sono scontrati un'Audi guidata da un anziano con al lato la moglie e un Honda SH con 2 persone in sella. Ad avere la peggio i 2 a bordo del mezzo a 2 ruote, che sono rimasti feriti in maniera non grave e sono stati trasportati all'ospedale civico per gli accertamenti. Un peschereccio battente bandiera maltese con equipaggio egiziano è stato intercettato in acque territoriali italiane nella tarda mattinata dello scorso 2 gennaio da una motovedetta della Guardia Costiera di Lampedusa. Il peschereccio era privo di autorizzazioni, al porto gli ispettori lo hanno ispezionato e hanno trovato a bordo gli attrezzi da pesca utilizzati e 213 kg di pesce. Il comandante è stato denunciato e gli attrezzi sono stati sequestrati. E in chiusura un complesso intervento di salvataggio per recuperare una turista ferita dopo essere precipitata da un pendio e un uomo rimasto bloccato nel tentativo di aiutarla. L'incidente si è verificato ieri pomeriggio. Una donna di 46 anni di Capodorlando è scivolata lungo un pendio franoso a picco sul mare, riportando un trauma toracico, contusioni ed escorazioni a entrambe le gambe. Dopo aver lanciato l'allarme, un isolano che si trovava in zona ha tentato di raggiungerla nel tentativo di portarle soccorso, ma giunto a metà strada non è stato in grado di scendere né di tornare indietro. A quel punto i compagni hanno lanciato l'allarme al 112 per salvare sia l'uomo che la donna. È tutto per questa edizione, nuovi aggiornamenti a mezzogiorno. A più tardi. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20 Uzzukku, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.